Ma come schifo, questi sono i cafardi di New York che devono tenere la musica tutta, cioè, tutto ogni mondo e paese. Non è proprio a caldo, diciamo è a tiepido, perché ho fatto passare un po' di tempo. Adesso sta per cominciare Chievo-Inter. Il mio commento non ha tanto senso stavolta, perché ho mancato quasi tutto il primo tempo, lo streaming faceva schifo. A proposito, scrivetemi sotto nei commenti se avete uno streaming insomma affidabile, perché Roca Direct sta diventando sempre peggio. Doveva chiuderla fondamentalmente. Ho visto bene bei fraseggi abbastanza più freschi delle ultime uscite, però la devi chiudere. C'è il rischio, capito, che ti piaci un po' troppo e bisogna chiuderla. Però secondo me non era, non cinici, però non credo leziosi. Penso che insomma ci volevamo arrivare col pallone in porta, che è una soluzione, che è sempre stata una soluzione. Meret, ragazzi, l'ha salvata lui, perché fondamentalmente alle volte tu la salvi tu al 93esimo segnando Milik all'ultimo a tutto, e alle volte devi fare un miracolo, e il portiere serve a questo. È molto bene, grande parata. Anche altri interventi, ma quella sul colpo di testa, sul calcio d'angolo finale vale un gol, vale 2 punti, quindi bene Meret, incredibile Ancelotti che riesce a far girare 3 portieri. Non avrei mai immaginato, capito, di poter far ruotare 3 portieri ed avere un rendimento più che sufficiente da tutti e tre. Quindi grande esperienza, bravo Ancelotti a saperlo fare. Entra anche Luperto con personalità al posto di Gulam che doveva riposarsi. La scelta di Milik fuori, ma forse in vista di Milano, probabilmente, anche se ci sono giocatori, Koulibaly che è in diffida, comunque non ci rinuncia, anche se li fai ruotare un po' tutti. Oggi abbiamo visto Rog, però Koulibaly ad oggi, quello che ho detto io è che è diventato ufficialmente più forte di Thuram. Scelta di posizione, velocità, colpo di testa, tecnica coi piedi, perché poi quando imposta col destro e col sinistro. Personalità. Mamma mia. Questo se lo vogliono ci devono dare 150 milioni. Questo deve essere pagato come il difensore più pagato al mondo, perché al momento questo vale. Bravi noi a resistere finché abbiamo potuto resistere. Penso che quest'anno sarà l'ultimo, perché veramente non ce n'è. Cioè, la migliore squadra del mondo deve avere Koulibaly se vuole avere il miglior difensore al mondo. Poi decidessero loro chi è, Real Madrid, Barcellona, piuttosto che Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayern di Monaco, non lo so, ma parlo di prestigio. Manchester United non lo possiamo includere nelle migliori squadre del mondo, però chi ha i soldi si facesse vivo, noi ci arrangeremo in qualche altro modo, perché non si può trattenere Koulibaly come non si poteva trattenere Cavani all'epoca. Higuain e Strunz. Ma comunque bene Gattuso. Mamma mia, le milanesi mi fanno molto. Vabbè, le milanesi. Ma in quest'anno il Milan continua a farmi pena. Mentre l'Inter, ma ce la vediamo. Vediamo che succede. Questo era a caldo. Poi dopo a tiepido. Magari intervengo per capire che succederà tra le due ladrone. Le due ladrone, perché non ci dimentichiamo che una sì, ruba sempre, ma Trigoria, la Rometta che ha i rigori ad ogni giornata e poi si lamenta che non li aveva. Roba da matti, proprio da matti. Per la rubrica dei pianti gregoriani, pianto greco e i napoletani chiagnazzari, Adani stesso ha detto no, ma questo per me è gol perché quello è un rinvio del giocatore. Io non lo so, può essere pure che si considera che quella è una deviazione, quindi anche se è un intervento a tutti gli effetti, però non grido allo scandalo se chiamano il fuorigioco su quella cosa là. Sul fallo di mano, sulla scivolata di quello, mi rifaccio alle parole di Ancelotti. No, si interrompe da solo. Hanno cambiato la regola stanotte, non ci hanno avvertito, hanno cambiato la regola. Quindi non si piange per i risultati, non si piange perché vogliamo vincere le partite e quindi piangiamo perché le vittime. No, si dice ogni volta che succede qualcosa di strano, a prescindere dalla classifica e dai risultati,
che succede qualcosa di strano e che sa davvero buono e c'è sto VAR. Empoli-Sampdoria non si è capito niente. E il VAR, una continuazione, 50 minuti di VAR, va bene. Cercammo di fare cose come si deve, per un minimo di parvenza, di giustizia e di onestà. Poi dopo si tirano le somme alla fine. Il Napoli vinceva lo stesso, il Napoli perdeva lo stesso. Non importa, facciamo applicare il regolamento. C'è la tecnica, adopera la tecnica. Il VAR ha funzionato a tempo scaduto. Che cosa vogliamo dire? Che anche la Juve non l'ha chiusa. Anche loro possono essere tacciati di essere non cinici oppure leziosi. Ma c'è ammonizione per quello della Roma. Probabilmente avranno un'ultima occasione per mettere il secondo gol. Ma non è questo, la Roma è poca roba, questa è la situazione. Hanno avuto una quindicina di minuti di dominio, però sterile, Szczęsny non ha fatto una parata, sinceramente. Questo non c'è proprio il fallo, la pigliare solo il pallone, poi quello in caduta. Roma pochissima roba. E questo è quello di cui dobbiamo parlare. La Juve fa un campionato a parte. Inter è a -8, il Milan è a -14 e la Roma è a -17. Quindi le famose griglie che hanno fatto a inizio campionato, prima di ricevere certi struzzate, uno dovrebbe pure misurarsi un attimo la palla. Bello questo calcio di punizione. È finita, non c'è storia, dobbiamo pensare solamente a noi, questa è la verità. Forza Napoli sempre.